Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 13 del campionato di Serie C1, girone A, che vede scendere in campo 89ers e Palermo Futsal Club. Proviamo subito a immaginare un po' il nostro gioco, quello di pensare il quintetto iniziale. In realtà Mister Gentile vi ha praticamente già svelati, quindi niente, non possiamo fare il nostro classico gioco, però per chi ci vuole credere era esattamente questo il quintetto, quindi con San Martino, Lopez, La Fiura, Sujan e Di Chiara. Nel frattempo, però, prima di cominciare, un minuto di silenzio. Terminato anche il minuto di silenzio, intanto vi mostriamo lo scoreboard con il risultato 0-0. Chiaramente la partita non è iniziata, ricordiamo sempre, poi lo facciamo in ogni nostra diretta, il tempo effettivo, di conseguenza non sarà nella nostra diretta, però oggi siamo un po' fortunati perché, se state molto attenti, di fronte c'è il crono da parte del signor Alessandro Bruno, abbastanza visibile, quindi noi chiaramente ve lo diremo durante la partita, ma potete anche visionarlo voi stessi. Dall'altro lato invece partono Strongoli sull'out di destra, Lapi in versione pivot, il centrale Claudio Megna numero 23, Morrione in porta. Adesso abbiamo conferma anche dell'ultimo calciatore, che con la maglia numero 7 è Matteo Muratore, nonché vice capitano. Dall'altro lato invece abbiamo detto Di Chiara, La Fiura, Lopez, Sujan e Giovanni San Martino. Queste dunque le scelte di Mister Gentile. Mister Gentile è una parità speciale per lui, perché il suo passato con gli 89ers è ben noto, un legame veramente viscerale quello del tecnico con questa maglia. Ha fatto tanto, per oggi è rosanero, di conseguenza bisogna soltanto pensare alla partita. E dunque si comincia con Lopez che chiama subito Sujan alla tocco, poi c'è la pressione subito molto alta da parte di Strongoli e Lapi. Intanto troppo oggi l'immagine non sarà chiarissima, troppo questa rete ci disturba un po'. Poi Di Chiara e Sujan scambiano il pallone, ma era già terminata in auto, dunque rimessa laterale con gli 89ers, che hanno subito iniziato forte con questa pressione molto alta. Megna, palla in verticale, la controlla, si gira Muratore, va verso il fondo, poi vuole rientrare con Sujan che gli dà subito fastidio e concede rimessa dal fondo ai rosanero. Lopez, scelto lui ora al posto sia di Corsino che di Lorenzo Chinnici, che era invece assente nel match scorso contro la San Vincenzo. Intanto Lapi si continua, Strongoli, Lapi! Tutto troppo facile, 1-0 per gli 89ers, a segno il capitano Palermo, che ha iniziato malissimo. Ha iniziato veramente malissimo il Palermo, ha concesso subito un'occasione troppo semplice ai padroni di casa, che hanno fatto vedere la base del calcio a 5 in questo caso, perché un'azione molto veloce, poi tocco sul secondo palo, spuntato Lapi, che chiaramente da lì non poteva mai sbagliare. Sujan nel tacco, poi Megna anticipato da Di Chiara, lui che è stato l'assoluto MVP nel match scorso, stavamo ricordando, contro l'Oratorio San Vincenzo, una gara vinta dal Palermo con il risultato di 8-4, un super Palermo che ha avuto la meglio, dicevamo, quindi sugli avversari in quel caso, nonostante anche le assenze di Gennaro e di Chinnici, che sicuramente sono assenze molto molto pesanti, espulsi nella sfida contro il Real Sports. Oggi Gennaro è comunque assente, proprio come in quella partita. È tornato invece Chinnici, che però siede in panchina. La Fiura cerca il tocco da Di Chiara, scivolata puntuale
da parte di Muratore, che si rialza anche i calzettoni che erano andati giù nel tentativo di effettuare questa scivolata. Va Lopez forte in mezzo, Morrione, poi la Fiura appoggia su Gianne, vuole il mancino e viene allontanato il pallone da Megna, e dunque pallone su San Martino, uno dei più piccoli in campo, però dall'altra parte i Niners sono veramente tanto giovani, ma è una politica di questa formazione veramente meravigliosa, perché puntare tanto sul vivaio è un qualcosa che non tutti fanno, quando tutti vanno a attingere anche da altre squadre con dei trasferimenti roboanti. I Niners invece puntano sempre sul prodotto, sul proprio prodotto. Su Gianni, intanto Vincenzi picca sul pallone, riparte Megna, bravo qui a rompere il break, poi tocco sul Lapi, Lopez in scivolata, non si è visto molto bene dalla diretta, ma ha fatto la gran scivolata. Di Chiara, può ripartire il 33 che è veloce, tocco dietro, Lopez centrale sulla Fiura, messo un po' in difficoltà da Megna in questo scontro. Megna classe 2003, un giocatore molto forte, sta facendo una grande annata, ma mi verrebbe da dire non è la prima. Lapi sotto l'incrocio, la mette perfettamente lì, che palla di Megna, 2-0. Quindi errore in marcatura da parte di Sujan, che ha lasciato scorrere questo pallone troppo, soprattutto quando hai davanti uno come Lapi che non ha sbagliato, e dunque tirarsi sopra di 2 gol, 2 occasioni, 2 gol, questo si chiama cinismo. Sujan sguscia via la Fiura, poi Strongoli a non far ritornare il pallone tra i piedi dell'8, che non è partito bene. Sujan, palla che non passa, poi pressione alta di Di Chiara contro Lapi, lo vuole infastidire, l'ultimo tocco è proprio di Di Chiara. Morrione, chiamato anche dal tecnico per iniziare questo possesso, poi sicuramente non la gioca al meglio, di conseguenza rimessa a Palermo. Intanto si è alzato alla panchina Corsino, così come Nicchia, e potrebbero essere i primi cambi di Mister Gentile. Vediamo se effettivamente saranno loro a cambiare un po' queste carte in tavola, che sembrano al momento non sorridere al Palermo. La partita però è molto lunga. Recupero palla su Gianne, fa sul mancino, Morrione respinge subito l'ex Athletic, poi su Gianne sbraccia un po' troppo contro Megna, dette gare molto vicino. Dicevamo il crono è il signor Alessandro Bruno, invece Michele Gaspari di Catania e Gabriele Maria Luppardi di Caltanissetta sono i due direttori di gara. Morrione avanza tanto, il tocco non è dei migliori verso Megna, perché lo dà leggermente più indietro questo pallone, doveva darlo invece secondo me un po' più avanti, per consentire anche al 23 di portarsela avanti, invece così non è stato. E dunque si ricomincia con Muratore, scambia velocemente con Strongoli, la Fiora a dargli fastidio, poi la pressione anche di Nicchia, che nel frattempo è appena entrato al posto di Sujan, che oggi diciamo non è partito molto bene. Tanto tocco con il braccio di Lopez, chiede anche scusa. C'è purtroppo questo palo in mezzo che non ci permette di avere una visione completa. Noi cercheremo di darvi contezza un po', aiutandoci un po' con l'esperienza, un po' con la voce, però purtroppo l'immagine non è delle migliori, noi possiamo fare ben poco da questo punto di vista. Dunque calcio piazzato, c'è Megna ma anche Muratore, potrebbero battere forse uno dei due. Dallo sguardo Muratore sembra essere un po' più interessato a questa conclusione diretta. Vediamo, infatti uno schema per Muratore che cerca qualcosa di incomprensibile, era forse un passaggio probabilmente per Lapi. Di Chiara, tallonato da Lapi, buon lavoro anche in fase difensiva da parte del numero 11, intanto dentro Corsino, fuori Lopez, dunque i due cambi su Gione e Lopez che hanno lasciato dunque il terreno di gioco in favore di Nicchia e di Corsino. Intanto la Fiora conquista il calcio di punizione, fallo di Muratore. E poi Corsino. Il tempo è chiaramente fermo al momento, sono passati 5 minuti. Brutta palla di Corsino su Nicchia. È un Palermo Futsal molto in difficoltà, invece è un grandi 89ers che
stanno giocando benissimo, hanno impattato bene la partita, la classifica parla chiaro, 13 punti gli Niners, 12 il Palermo Futsal Club, è uno scontro diretto, bisogna chiamarlo con il proprio nome. Palermo che ha fatto molto bene gli scontri diretti fino alla gara contro il Sports, dove ha perso 6-2. Prima invece aveva ottenuto 3 vittorie contro Giudecca, San Vito e Merlo, in quelli che erano gli scontri diretti. Bisogna mettere in realtà anche l'Atletico Monreale con una sconfitta, però era la seconda di campionato. Atletico Monreale che non ci aspettavamo, forse nessuno potesse essere nelle zone così basse, visto anche il livello della squadra di mister Shortino, con giocatori come Quinari, Amici che invece ha salutato in settimana per il club, anche giocatori come Macaluso, Passannanti, Baucina, insomma gente che forse non dovrebbe stare sicuramente in quelle zone di classifica lì. È andata un po' sfortunata, ma sicuramente adesso si riprenderanno. Nicchia per la Fiura, secondo palo verso Corsino, palla che rimane lì ancora parecchia per Nicchia che cicca la conclusione. Ha avuto la palla il 17 per riportare in partita i suoi, non ci è riuscito, ma il Palermo sta crescendo. Megna cerca una palla lunga, anzi no, era Muratore. Megna in questa insolita posizione da pivot, Nicchia con Muratore, dà fastidio, poi Dichiara con l'Ape, pressa tanto Dichiara, ma l'Ape fa un gran lavoro, poi sul pallone Dichiara con il tacco addirittura, poi Nicchia, Muratore lo tallona un altro poco, Corsino va giù, Nicchia, non c'è nulla, poi la Fiora prova un dribbling molto complicato, Strongoli invece chiude la strada, con la Fiora che si arrabbia un po', voleva il fallo, però forse credo quello su Nicchia piuttosto che quello di Strongoli, che credo non ci fosse nulla lì. Dichiara, alza il pallone verso Corsino, però la rete è molto bassa, quindi alzando un po' il pallone si rischia che possa andare direttamente in out, e così è stato. Infatti tanto un cambio fuori l'arbitro di doppietta di 2 gol dentro Vassallo. Morrione è molto impreciso con i piedi. Morrione si cerca tanto il gioco con i piedi da parte del portiere, che però è tanto impreciso. Questa secondo me non deve essere la soluzione degli Niners, che hanno giocatori come Megna su tutti, mi verrebbe da dire molto bravi nella fase di impostazione, anche Muratore. Il dialogo nei due, palla ottima sulla profondità per Strongoli, che però la può prendere solamente dopo che il pallone è già terminato in out, perché è rimessa laterale, già uscita. Dunque Corsino accorcia Dichiara, palla un po' rischiosa perché c'è una pressione altissima come sempre da parte di Muratore, esce bene Dichiara, il tocco era giusto su Corsino, ma c'è stata una deviazione precedente, di conseguenza rimessa laterale con Capitan Vito La Fiura. Dichiara attacco, Corsino scambia con Nicchia, poi non riesce a girarsi il 17, autore di 2 gol nella sfida contro l'Ero San Vincenzo. Una buonissima gara per lui, forse ha anche fatto il gol più importante la scorsa partita, quello del 5-4. Dichiara, schema, Corsino, tocco su Nicchia che si gira e calcia, deviazione, poi La Fiura va sul destro, cerca la porta, Morrione fa una gran parata da fotografi in questo caso per l'ex Isola, ma anche Athletic Club Palermo, e qui fa veramente una gran bella parata il tiro di La Fiura. Dichiara per La Fiura, Morrione direttamente sui guantoni, questa è decisamente più facile rispetto a quella precedente. Vassallo, La Fiura, l'ultimo tocco sembrava essere giallo, l'ultimo tocco, almeno da qui. Entrò già Mona intanto con la 27 al suo posto, lascia il campo Muratore, un ottimo ingresso per lui. Morrione, e come sempre l'impostazione è da dimenticare per Morrione, è sicuramente un portiere molto forte tra i pali, con i piedi qualcosina deve migliorare sicuramente, però anche lui molto giovane, classe 2000. Nicchia, poi Corsino l'ultimo a toccare, sfortunato perché nello scambio con Nicchia non ha avuto la prontezza di liberarsi del pallone. Strongoli, bella giocata, poi Corsino esce in tackle, riesce comunque a passare, ancora un rimpallo lo favorisce, ma non contro La Fiura, va giù, si continua, Megna, Strongoli, Vassallo, adesso Strongoli nuovamente
su Strongoli che cerca questo tocco. Hanno provato a duettare i due, non ci sono riusciti. Di Chiara esce fuori con questa velocità, poi sulla Fiura, palla che però era già tempiata fuori. Nel frattempo ha detto Chinnici fuori, invece la Fiura. Ed è... no, non è time out, no. Dunque Di Chiara cambia la sua posizione perché va a giocare sull'auto di sinistra. Nicchia farà il pivot, invece Chinnici centrale con Corsino che si mette a destra, ma sappiamo bene tanto va giù, forse ci poteva anche stare un calcio di punizione. Poi Vassallo mette la palla fuori con Corsino che invece intima l'avversario a rialzarsi, però insomma tocco credo ci sia stato effettivamente. Con Giammona che, parafrasando quello che ha detto, dice di aver subito un intervento irregolare, un calcio in particolar modo da Corsino, che invece la sua sposa una tesi diversa, ovvero quella che si è lasciata andare, insomma, questo un po' utilizzando una parafrasi probabilmente. Con Corsino che restituisce il pallone, poi dopo il tocco di Chiara, e dunque Strongoli, lui e Megna non sono usciti nemmeno un istante. Anticipo di Chiara, lotta ma sbaglia, poi Corsino per liberare Chinnici che tocca con il pallone, cerca l'imbucata ma sbaglia pure Chinnici, si torna dietro, Corsino allo spazio, deve calciare, cerca invece un'imbucata un po' complicata perché il campo è un po' piccolino. San Martino incolpevole sui due gol subiti, poi Nicchia invece prova un dribbling. Del time out intanto chiamato con infatti il tempo viene fermato adesso. Mister Gentile ne approfitta di questa pausa per parlare con i suoi, perché l'atteggiamento è sicuramente un atteggiamento sbagliato. Gli Etiennesi stanno dominando questa partita, portandosi infatti avanti di 2 reti in maniera, ripetiamo, meritatissima, con l'Api ha fatto un primo gol perfetto da calcio a 5, quindi con un giro palla rapido, secondo palo, tapin, gol. Il secondo invece è sicuramente più bello, con una palla sulla profondità e destro sotto l'incrocio. In questo caso, come nel caso precedente, invece San Martino non ha potuto far nulla, ma è veramente messo in grande difficoltà. Palermo invece che ha avuto qualche occasione, però non è riuscito a dimostrare forse quella voglia che ha di vincere, perché al momento è un assolo da parte degli 89ers. Palermo invece abbastanza negativo. Intanto si alza alla panchina Monder Lowati, che scorso match ha fatto ben 2 reti, così come Nicchia, servito in entrambi i casi da Di Chiara. Vassallo prende controtempo un po' Di Chiara, che poi riesce ad allungare il piede e a dargli fastidio, quel poco che basta per non permettergli la giusta fruizione del pallone. Nel tempo inizia anche a esserci tanto vento e Giammona invece ha sbagliato il tocco perché l'ha fatto andare fuori. Chinnici, Corsino, pressione alta, messo un po' in difficoltà San Martino, e anche lui un po' con i piedi, un po' come il collega dall'altra parte Morrione, qualche problema. Megna, sicuramente il vento non aiuta adesso, quando siamo arrivati alla metà della prima frazione. 2-0 il risultato. Megna lascia con la suola Vassallo e Di Chiara guadagna il possesso palla con un bel contrasto. Nicchia vuole sgusciare via con la sua solita velocità, va sulla destra, Nicchia si complica tanto, poi cerca un'etta versione, palla che non passa e Megna scivola col Corsino e poi lancia anche un'occhiataccia al 23. E poi c'è un cambio con Marra al posto, vediamo di chi, forse al posto di Megna, sì, al posto di Megna, quindi esce fuori qui Claudio Megna. Una gran partita, ma un giocatore che non stiamo conoscendo sicuramente adesso, lo stiamo conoscendo oggi, un giocatore che gioca stabilmente in C1 da diversi anni e che tende sempre a fare molto bene. Intanto Nicchia prova ad autolanciarsi con Strongoli, che rimane l'unico giocatore al momento insieme a Di Chiara a non aver mai lasciato il campo, ed effettivamente capiamo anche il motivo. Sto giocando una gran partita. Chinnici
Di Chiara, messo tanto in difficoltà sulla pressione altissima, poi Chinnici mette una pezza e ne esce anche molto bene. Poi con il tocco mancino, Marra da Morrione chiama la pressione alta Mister Gentile, Chinnici in anticipo, Di Chiara per Sonicchia, la controlla Nicchia, Morrione chiude la porta, ma c'era Stromboli comunque sulla linea. È un Palermo che sta cercando di crescere ma che non riesce al momento a far vedere quello che di bello sa fare. Ottimo qui l'anticipo da parte di Giammona, San Martino lo ipnotizza. Qui poteva fare il 3-0 il tris, Giammona aveva fatto un gran recupero. Ma poi forse la cosa un po' più semplice ha sbagliato, ovvero l'1 contro 1, intanto dentro Loawati al posto di Chiara, un po' stanco e forse non come la scorsa settimana invece. Se ne poi da fuori tentata da Vassallo che però termina in auto. San Martino per Loawati che controlla il pallone, primo pallone toccato la sua partita, pressione alta sempre di Vassallo, deviazione, San Martino blocca, pressione che Tirani si sta mettendo tanta difficoltà al momento al Palermo. Loawati vuole lottare sulla mediana del campo quando mancano 8:04. Non sappiamo se riuscite a vederlo bene, noi qui chiaramente lo vediamo però. Chinnici vuole contrastare la girata di Marra che si mette duro, infatti anche la rimessa laterale, tutto lo sguardo da parte del direttore di gara. Loawati bravo in pressione, guadagna anche la rimessa, batteva gente su Chinnici però il tocco è Rosanetto. E poi Loawati rischia un po'. Un po' arrabbiato Loawati, dice che la rimessa fosse sua, questa era la sua tesi, non per il detto di gara. Morrione ancora una volta rilancio da dimenticare, e sì che è la sua rimessa. Nicchia per Loawati, va avanti Loawati, apparecchia per la conclusione vincente da parte di Gianluca Corsino che calcia con il destro, non è il suo piede ma da lì non può mai sbagliare e fa 2-1. Un gran lavoro quello fatto da Loawati che continua a far bene, continua a confezionare o gol o assist. Questa volta è il turno degli assist, si era fermato lo scorso turno facendo 2 gol, adesso torna invece a fare assist, è il quarto. Aggiorniamo un po' le statistiche perché Loawati è al suo esordio, posso dire, nel mondo del calcio perché lui qui dal calcio 11 6 partite, 2 gol e 4 assist. Insomma, dei dati comunque importanti per uno che non aveva mai giocato nel mondo del futsal e che si sta affacciando per la prima volta. Numeri che sicuramente a Mister Gentile fanno piacere. Sappiamo che Mister Gentile è anche un allenatore molto, molto statistico. Intanto fuori Nicchia dentro la Fiura, capitano è tornato in campo, stava un po' faticando. Morrione di ritorno su Rosolino Giambona, tocco in verticale, Loawati non lo vuole fare girare, riesce comunque a farlo ma commette fallo a terra. Vassallo si lamenta un po', Chinnici ma anche Loawati dice che non c'è nulla. Dentro Mariolo intanto per Vassallo, detto dentro su un po' di esperienza in campo perché sono tanto giovani tutti i giocatori in campo. Mariolo alza un po' la carta d'identità, chiaramente è un giocatore che ha fatto tanto bene sia in questa categoria ma anche tanto in C2, avendo vinto con l'Atletico Monreale ad esempio, anche esperienza legata al Risultana San Lorenzo prima di chiamarsi Atletico, chiaramente giocatore che veramente tanta esperienza e che quest'anno invece ha sposato i colori gialli degli 89ers dopo diversi anni, appunto dicevamo, con la maglia rosso-blu dell'Atletico Monreale, dove ha vinto anche la Coppa Italia di categoria e campionato.
È un Atletico Monreale comunque molto forte, c'era anche Lanza, citarne alcuni, ma Caluso, bandiera dell'Atletico. Lowati, lotta, la Fiura, lancio lungo verso Corsino che però viene fermato, si riporta in contropiede con Giammona che torna indietro saggiamente, Marra. La bellezza dei Tiranis è che praticamente non si fissa mai con un solito quintetto. Tanto fallo di Lowati che è un po' nervoso e commette fallo, dicevamo, non si fissa mai con un solito quintetto, ma si gioca sempre giocano tutti praticamente. Infatti ora sono finite un po' le rotazioni, rientra in campo Muratore perché qualcosa in fase difensiva non stava andando bene. E qui infatti la scelta del tecnico è chiara perché mette sia Muratore che Mariolo, che sono comunque due giocatori abbastanza difensivi. Manca Megna che è in panchina, però credo che farà staffetta con Mariolo, però appena entrato, insomma, ipotizzare un cambio adesso è un po' difficile. Nel frattempo calcio di punizione con la conclusione sul primo palo, era però nettamente fuori in questo caso, parte di Strongoli che dicevamo girano tutti, l'unico che non riesce mai però è Strongoli. Lowati, il tocco, forse ci arriva, la prende questa palla, Lowati guarda la Fiura, si appoggia sul capitano, apparecchia sul lato di sinistra da Lorenzo Chinnici che non è partito benissimo, però ha bisogno di carburare forse. La Fiura, poi al tocco per il capitano. Mariolo, uno dei primi palloni, Muratore, adesso Strongoli, se l'inserimento di Mariolo non lo serve, lo fa adesso, la controlla con Lowati, va sul fondo, vuole crossare, Lowati però gli dà fastidio, poi rimane anche giù. Con Mariolo che dice non so cosa è successo, infatti va a chiedere scusa ma non sa effettivamente cosa sia accaduto, probabilmente uno scontro fisico, ma non un giocatore molto roccioso, quindi magari Lowati avrà sbattuto contro il muro creato da Mariolo e di conseguenza si sarà fatta anche un po' male sicuramente. Nel frattempo Sujon è pronto a entrare con Chinnici che dice non hanno visto questo fallo, non l'abbiamo visto però nemmeno noi, dobbiamo essere sinceri. Giallo per Levargano, però non abbiamo capito il motivo, forse per qualche protesta, probabilmente, ipotizziamo. Con Lowati che si è fatto male comunque. Si è rialzato adesso, però è molto dolorante, infatti va anche giù dentro Sujon che dicevamo non era partito bene ed è un po' una notizia perché Sujon è un giocatore molto molto costante, oggi invece non sembra avere quella lucidità solita. San Martino, metti tutti d'accordo, la Fiura col petto, appoggia da il compagno di mille avventure Lorenzo Chinnici, per tanti anni tra San Martino, De Santis, insomma hanno giocato tanto insieme, si conoscono a meraviglia, anche i Delfini hanno vinto il campionato in D, hanno vinto la Coppa in D, insomma hanno vinto tanto insieme, hanno giocato e vinto tanto insieme. Nel frattempo Corsino è rimasto giù di calcio di punizione quando mancano 4:48. Nel frattempo fuori anche Vassallo, chi è entrato? No, non è uscito, era già uscito, ok. L'abbiamo visto con la casacca sedersi in panchina, ma in realtà era già fuori effettivamente. Nel frattempo Corsino si chiarisce con Muratore per qualche contrasto precedente, però non abbiamo afferrato quale. Schema Sujon per Chinnici che calcia, Morrione va giù, blocca e riparte subito, palla che non va fuori, poi Sujon taglia la strada. Ottima qui invece la sua diagonale, Corsino di prima, Chinnici esce benissimo dalla pressione il Palermo, Corsino va sul mancino, se la porta lì, Morrione mette il piedone ed è rimessa laterale, ma mister Gentile dice battetelo come un calcio d'angolo.
ma Sujan a battere. Battuta da dimenticare, Muratore molto bravo, qui apre dalle parti di Strongoli, ma giù Muratore non c'è nulla, Districale era molto vicino, dice non c'è nulla, scontro con Corsino. E poi c'è un problema, perché il tecnico ha colpito praticamente il direttore di gara nel modo di forse dare qualche indicazione, chiaramente. E poi però l'arbitro è anche un po' arrabbiato, forse credo per la posizione da parte del direttore, che dice mi hai colpito perché eri troppo avanti, credo sia questo, perché chiaramente non l'ha fatta apposta, questo mi sento di, nonostante non abbia effettivamente visto. Sì, non abbiamo visto cosa effettivamente sia successo, però sicuramente possiamo dire una cosa, è stato fortuito questo, credo scontato dirlo, però lo diciamo comunque. Nel frattempo rimessa laterale con Chinnici che va lunga ad appoggiarsi da Capitan Lafiora, ma è un pallone bruttissimo. Mancano 4,07, intanto è rientrato in campo anche Lape, che affronterà nel duello Lorenzo Chinnici. Aveva affrontato invece Lopez nei 2 gol precedenti, Lopez e Sujan. Adesso invece affronterà sempre Sujan, ma soprattutto Chinnici, che decide il pallone. Sujan, la Fiura di ritorno per Sujan, era bella quell'idea. Sujan non ci ha creduto, chiedeva la palla sui piedi, però credo che la palla di La Fiura fosse geniale in questo caso. Mariolo intercetta Chinnici, ma solo per un istante. E dunque Muratore, Mariolo, Strongoli, Morrione e Lapi. Questo è il quintetto al momento degli 89ers. Sujan, Chinnici, La Fiura, Corsino e San Martino, quello del Palermo. Morrione qui invece aveva fatto un gran bel lancio in realtà. Dentro anche Fabio Lucchese per Corsino, destro un giocatore rapido, tecnico, che sta facendo tanto bene quest'anno, però gli mancano forse un po' i numeri, perché un solo gol e un solo assist in campionato è un po' pochino per un giocatore come lui. Ha fatto in realtà 2 gol in stagione, perché ha segnato nella sfida contro Atletico Monreale in Coppa. Campionato invece assist con le Bonifacio, con l'Akragas, scusa, e gol invece la gara col Giudecca. Poi Muratore se la costruisce per calciare, Lucchese vuole il dribbling ma sbaglia, Muratore, apertura su Gian e chiude tutto. Lucchese si è un po' complicato la vita, perché poteva sicuramente darla ai compagni precedentemente, invece ha cercato un dribbling, un destro-sinistro un po' complicato. Morrione, io se calcia, cerca una volta l'ennesimo lancio sulla pressione di La Fiora, che è sempre... Nel frattempo il crono continua a scorrere nonostante il pallone sia fuori. Bisognerebbe essere un pizzico più rapidi nel bloccarlo. È vero che è molto complicato. E dunque Sujan batte la punizione, La Fiura prende posizione in mezzatura, La Fiura si calcia, gira, si gira e calcia col mancino, ma non la prende in maniera positiva. Dunque palla addirittura in rimessa laterale, no, palla in rimessa al fondo con Morrione che serve Lapi, inseguito da Sujan. Palla lunga, Lucchese intercetta, la porta avanti, scambia con Sujan, di ritorno Lucchese ancora parecchia sulla Fiora. Ottima invece la chiusura di Strongoli, che come sempre fa una giocata giusta. Poi Muratore va sul mancino, prova a rientrare adesso sul mancino, sempre il traversone, Chinnici la sporca e l'ultimo tocco è proprio di Lorenzo Chinnici. Dunque rimessa Edinares quando mancano 2 minuti e 9 secondi. Allora, sul secondo palo questa stava passando con Lapi pronto a ribatterla in porta, ma per fortuna di Rosanero Chinnici l'ha toccata, l'ha deviata. Poi San Martino chiude sul primo palo, la conclusione di Lapi, però c'è troppa libertà per calciare per gli 89ers, che non sono andati tante volte vicini alla porta, però quelle volte che hanno calciato erano sempre praticamente soli. Su tutti quella di Giammona, ce la ricordiamo tutti, con San Martino che ha chiuso la porta, ma più mi viene a dire una parata bella del portiere piuttosto che l'errore dell'attaccante, che lì ha un po' chiuso gli occhi e ha pregato. San Martino è stato molto bravo. Morrione, schema perfetto per Mariolo, che viene chiuso da San Martino
ma l'aveva fatta benissimo la giocata Yeti Niners, con Morione che ha lanciato, Strongoli che ha appoggiato e Mariolo che invece non ha timbrato il cartellino, perché San Martino ancora una volta fa una gran parata. Dunque un po' la classica regola dei telecronisti: quando diciamo qualcosa veniamo subito smentiti, ed effettivamente adesso Yeti Niners stanno flirtando con il terzo gol. Guarda caso quando entra Lapi, insomma, credo non sia un caso. Kinici di testa regala il pallone a Lappi, poi Sujan si mette davanti e col fisico la difende quando manca 1 minuto e 13 alla fine della prima frazione. 2-1 il risultato. Lucchese rischia ancora un po' questo dribbling che oggi non gli sta sorridendo. Sujan, palla sporcata, Lappi l'appoggia, Muratore cerca un tocco, aveva provato questo passaggio in verticale su Strongoli, ma credo che da lì dovesse calciare effettivamente. C'era la possibilità di trovare la porta, invece ha provato un rilancio, poi su Gian si era fermato Chinnici, che si concede ancora un dribbling, palla sulla Fiora, anticipato da Strongoli, che salta anche nettamente Lucas, e Strongoli apparecchia al centro, ma anticipo netto da parte del Palermo, con Suciana che continua un po' a lamentarsi, dice c'era fallo precedentemente, non l'abbiamo visto purtroppo da qui, quindi non possiamo nemmeno dire se effettivamente avesse ragione o meno Sujan. Possiamo fidarci però solo questo. Sujan fa sportellate con Mariolo, i due hanno giocato insieme nel risultato a San Lorenzo. Chinnici per la Fiura con Lapi, va in scivolata molto bene qui Lapi, poi il pallone rimane in campo con la Fiura che è molto arrabbiato, mancano 10 secondi. Sujan, pressione altissima, poi sbaglia Sujan, palla che rimane lì, Chinnici la deve levare però quella palla, e finisce anche il primo tempo con questa azione. Finisce il primo tempo di 89ers Palermo Futsal Club, 2-1 il risultato, partita molto bella, molto divertente, sorride al momento ai padroni di casa, però adesso ci saranno altri 20 minuti. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida dopo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari, con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo, che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo, che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto, e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti, ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti. Si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia. La doppietta da parte dell'argentino
che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spintola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa, passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Mocero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale, il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Palermo Futsal Club e T-Niners, con i padroni di casa in maglia gialla sopra di una rete rispetto ai rosanero. Si ritorna, vediamo qual è il quintetto, vediamo Di Chiara, Chinnici, San Martino, Corsino e Nicchia. Dall'altro tempo invece vediamo Lapi, vediamo Vassallo, vediamo Strongoli, Megna e Morrione. Questo dunque il quintetto di casa, panchina per Muratore, che invece era sicuramente uno dei migliori in questo inizio di partita. Ritorna in campo invece Claudio Megna, stava facendo effettivamente molto bene. Poi non l'abbiamo più visto nella seconda parte di match,
qui ha ceduto il posto a Mariolo in difesa, adesso invece è tornato a giocare in difesa. Nel frattempo si sta continuando un po' con questo piccolo riscaldamento con Nicchia, Chinnici, Corsini, Di Chiara, però c'è tanto freddo, lo sentiamo anche noi molto da qui e noi siamo con giubbotto, cappellino, insomma siamo anche ben attrezzati, immaginiamo i giocatori in campo, che è vero che muovendosi i muscoli ti aiutano da questo punto di vista perché ti permettono di alzare la temperatura e quindi di sentire meno freddo, fisiologia di base, però c'è comunque freddo anche per loro. Nel frattempo non manca nessuno, quindi credo che siano soltanto alcuni momenti prima di ricominciare a giocare con il signor Bruno in cabina di crono. E dunque sul pallone vediamo Lapi che si appoggerà dietro, sembrerebbe verso Strongoli, almeno sembra indirizzato verso lui, però vediamo se effettivamente farà così o meno. Con Chinnici gioca quindi come laterale, Di Chiara dall'altro lato, Nicchia pivot e Corsino come centrale. Megna chiude Chinnici il passaggio, poi Vassallo lotta Di Chiara, l'ultimo tocco e Rosanero, quindi rimessa laterale gialla per gli 89ers. Morrione avanza come sempre, una costante all'interno di questa partita. Morrione che si alza tanto, però con i piedi abbiamo visto veramente tanto in difficoltà. Solo una volta è riuscito a fare un gran bel lancio in cui stava per segnare gli 89ers con uno stile meraviglioso, mi verrebbe da dire, perché in quella palla Strongoli era stato bravissimo a metterla di prima ad un tocco e lì Mariolo calcia in porta. La parata poi la fa San Martino, non mi sento nemmeno di dire errore di Mariolo, ma è più parata di San Martino perché Mariolo lì fa il massimo. Di Chiara sbaglia il passaggio, Megna chiude tutto, poi tacco molto elegante e va giù. Fallo di Chiara. Di Chiara va subito a chiedere scusa. Megna ha preso un po' eccessivo, credo, che il tocco effettivamente c'è stato, però dunque calcio di punizione. Lapi si gira con Corsino, va sul fondo, cerca anche la porta. San Martino è molto bravo qui a chiudere il primo palo. Lapi quando si gira col fisico è veramente molto difficile tenergli testa e lo sa molto bene, sfruttando infatti proprio questa giocata. Poi dentro Lapi, San Martino la schiaccia addirittura, si era creato quel vortice, Lapi l'aveva attaccato, San Martino si è salvato. Megna ha fatto una gran parata San Martino, ancora va sul mancino, lo vuole chiudere Lorenzo Chinnici ma non gli concede il passaggio facile. Poi Vassallo dichiara ad anticipare, l'ultimo tocco è giallo perché dichiara va lì come un treno. Nel frattempo nemmeno in panchina Louati, che secondo le prime descrizioni, almeno sentendo da qui, dovrebbe essere uscita la spalla, quindi insomma un infortunio abbastanza pesante e duro. Personalmente conosco molto bene anche. Tanto Corsino accorcia Chinnici, fortunatamente la spalla è rientrata immediatamente nell'asse, però tanto Nicchia sul secondo palo, era giusta la palla verso Corsino, Morrione spaccata, ferma tutto. Dicevamo Louati è rimasto dunque in panchina nello spogliatoio perché si è fatto male, quindi non entrerà più in questo match. Ha fatto un assist, stava giocando anche molto bene. Nicchia, Chinnici, palla alta verso Corsino, testa viene chiuso dal solito Strongoli che sta correndo tutta la partita. Strongoli ancora, Nicchia a dar fastidio, poi Di Chiara mette una pezza, palla allontanata ma dritta sui piedi di Lapi che se la vuole costruire, vuole il destro, poi tacco intelligente da Vassallo. Strongoli come sempre porta fuori questa palla e poi chiama il palleggio il tecnico, intercetta Chinnici che si vuole autolanciare, si ferma in mezzo a tre maglie gialle, non può nulla e va anche giù con Lapi che sportivamente mette palla fuori. Bel gesto di sportività da parte del capitano che fa vedere perché effettivamente indossa quella fascia, perché molto spesso non è, in pochi credo si sarebbero fermati. Lo ha fatto Lapi e capitano. Questi sono i gesti chiaramente che piacciono
e i gesti che sicuramente gli fanno meritare questa fascia, non soltanto i 2 gol che ha fatto. Megna, Lapi controlla bene la palla, poi sbaglia e le tocca all'indietro. Nicchia prova a saltare l'uomo ma non riesce, e poi Dichiara con Megna, De giallo per Dichiara. Sembrerebbe da rivedere questo contatto. Sfortunatamente da qui non si vede molto bene, però non sembrava esserci stato, però è giallo per Dichiara. Questo scontro Dichiara-Megna già l'abbiamo visto 2 volte nel corso di questa seconda frazione. Mancano 17 e 12 alla fine di questo match, c'è ancora tutta la partita. Intanto si riscalda Capitan Lafiura. Megna lungo, Corsino in anticipo su Lapi, mette un po' in difficoltà, poi anche la pressione di Strongoli. Chinnici, Nicchia deve puntare la difesa, un po' in difficoltà Giulicchia, infatti sbaglia il passaggio su Dichiara, è andato leggermente oltre sulla profondità Andrea Dichiara. I due che hanno giocato veramente una gran partita con San Vincenzo, poi tocco in avanti, Corsino, cicca Corsino, e poi sbaglia sotto porta Vassallo. Con Corsino qui ha fatto un brutto errore però. Chinnici per Corsino, palo interno, palo rimane lì, e Morrione, le sue preghiere mi sa che hanno funzionato. Megna, apertura verso Lapi, chiude poi prontamente Dichiara, ma che palla aveva dato Chinnici qui, una palla stratosferica con Corsino che aveva messo giù questo pallone, e col mancino aveva provato ad incrociare, aveva calciato anche molto molto bene, ma il palo interno gli ha negato questo secondo gol che sarebbe stato il pareggio per il Palermo. Lapi contro Corsino, poi cicca anche Nicchia, Corsino, e poi San Martino mette una pezza gigantesca, sembrava un tiro di rivolto verso il secondo, poi invece è andato sul primo. San Martino si è trovato lì, ha smanacciato e la palla dunque va in calcio d'angolo con le Lapi. Vassallo, Megna, centrale, Lapi si gira, Lapi ancora, ruleta anche improvvisata, Megna, Strongoli, Vassallo, Dichiara, chiama la pressione, Lapi con Nicchia, vuole passare, la palla rimane sempre lì, poi taglia il campo, Megna va proprio con un tacco che, se fosse riuscito, credo che avremmo visto una giocata clamorosa da parte di Megna, che ha queste giocate comunque. Corsino, Chinnici, Corsino ancora, pressione altissima sempre di Megna, poi Chinnici ad anticipare pure San Martino, poi Lapi si concede un altro dribbling, ma il solito Chinnici che poi prova un lancio verso Capitan Lafiura, che è subentrato per Nicchia, perché non lo vediamo più in campo, si conferma per Nicchia. Dunque meno velocità, più fisico adesso per Mister Gentile. Poi Lapi cerca un aggancio molto complicato sul rilancio di Morrione, ma ripetiamo, era molto complicato. Dichiara Lafiura, la difende, poi Chinnici per Dichiara di prima, cerca il tocco, poi Lafiura contrasta Vassallo, contrasta ancora, ma favorisce soltanto Vassallo che mette dentro verso Megna, che però non arriva a calciare. Forse se si fosse buttato in scivolata credo l'avrebbe presa, però non l'ha fatto, evidentemente ha calcolato che da lì non ci sarebbe mai arrivato. Chinnici sguscia sempre via, solito dribbling in difesa da parte del 10 che lancia a lungo, poi Dichiara, appoggia per Lafiura e la parata da parte di Strongoli, che ha preso pure questa, migliore in campo, credo di sì, anche se Lapi forse non sarebbe molto d'accordo. Corsino, Chinnici, pressione altissima da parte di Megna, che riesce anche ad ottenere il possesso palla. Strongoli appoggia da Vassallo di ritorno, Strongoli mette giù una palla complicata, Dichiara che è anche però carico di ammonizione, quindi deve stare anche un po' attento, perché effettivamente un giallo già l'ha ottenuto, tanto molto duro sul pallone. Chinnici sbaglia la rimessa a Yeti Niners, 2 contro 1, 2 contro 2, Chinnici sbaglia tutto. Errore di Chinnici, non alla Lorenzo Chinnici però. Poi rimessa laterale ancora ai Niners con Vassallo, Strongoli,
Morrione come sempre dall'appoggio, rilancio lungo, questa volta era ottimo però. San Martino però in anticipo. La Fiura col petto mette giù, Lapi lo pressa ma Corsino riesce a giocare la palla e poi passaggio veramente troppo forte, sembrava quasi un tiro quello di Corsino. Morrione ancora una volta va fuori. Mancano 13 e 34, 2-1 il risultato. Di Chiara per la Fiura, aggancia un pallone complicatissimo, la difende ma da lì può fare veramente poco ed è anche l'ultimo a toccare, anche se non abbiamo visto molto bene da qui. Abbiamo seguito un po' la mimica del direttore di gara. Di Chiara ruba il pallone a Morrione e poi ottiene la rimessa laterale, batte velocemente sul secondo, Corsino stava arrivando ma leggermente in ritardo, forse un po' di frenesia adesso per il 33 che dice a Corsino arriva un po' prima. Pochi cambi per Mister Gentile oggi, che sa quanto sia fondamentale questo match. 13 punti 89ers, 12 il Palermo. Attualmente sono 16 89ers, 12 il Palermo. Morrione, pressione alta, allontana poi Corsino, la Fiura, ancora Chinnici con il Muratore che va a ringhiare, è entrato in campo il 7, poi lancio sulla Fiora. Palermo che ha un poche idee al momento. La Fiura verso Di Chiara che fa velo per Corsino che non inquadra la porta, era bella l'idea però di Di Chiara. E poi pressione alta di La Fiura adesso. Strongoli di testa a Chinnici, la sporca quel poco che basta, però Vassallo la ricontrolla e Di Chiara ancora una volta a dargli fastidio. Intanto vediamo Strongoli, vediamo Megna, vediamo Muratore e Vassallo, quindi è uscito Lapi. Palla che addirittura è uscita anche dal campo, quindi per questo sta perdendo un po' di tempo. Di rimessa, Muratore, pressione di Chiara, immediata, gioca bene la squadra di casa, Strongoli, cerca l'imbocata, la tocca, la sporca Chinnici, poi il passaggio nuovamente sul 29 su Vassallo, non va a buon fine perché il campo è terminato. San Martino su Chinnici. Di Chiara. Poi la Fiora lotta con Strongoli e c'è rimessa laterale. Anzi no, calcio di punizione, fallo di La Fiora, credo per trattenuta. E sbaglia Megna, primo errore credo della sua partita. Momento impeccabile il 23. Chinnici, palla una volta sbagliata. È un Palermo che, ripetiamo, sembra avere veramente poche idee oggi in questo freddo pomeriggio di dicembre. Megna, tacco di Muratore che allunga semplicemente dalle parti di San Martino. Chinnici rischia veramente tantissimo come sempre. Corsino in mezzo a due, l'ultimo tocco è giallo, quindi rimessa dal fondo. Nel frattempo il tempo un po' scorre, forse un po' troppo. La Fiora, tocco mancino su Chinnici, bel dribbling, lo salta nettamente, mette sul secondo palo. Era sbucato Corsino, ma l'anticipo è provvidenziale di Muratore che sta giocando anche lui una gran partita, come Lapi e come Strongoli, sicuramente tra i migliori. Strongoli, Vassallo verso Muratore, lascia scorrere la palla verso Strongoli che non sbaglia contro San Martino e fa 3-1, ma bucato Di Chiara. Ed è 3-1 il risultato adesso, con gli Titanes sempre più vicini alla vittoria. Vittoria sarebbe fondamentale per allontanarsi dalla zona calda, caldissima. Di Chiara, Corsino, 1-2. Adesso il Palermo deve crederci però, c'è ancora tutto il tempo, mancano 11 minuti. Palermo vicinissimo al pareggio con Corsino, poi prende invece il gol in una delle poche occasioni comunque concesse, che non sono state molte. E Corsino va forte in mezzo
va toccata Chinnici e qui Morrione va lungo, bellissimo quell'aggancio di Muratore che poi torna dietro. Megna, Strongoli, Megna ancora centrale, la Fiura la tocca su Marra appena entrato. Ritorno poi, San Martino blocca, dichiara. La Fiora la porta avanti ma soltanto in out. Muratore, Morrione, lancio lungo ennesimo su San Martino. Corsino dichiara, tocco verso la Fiora anticipato, Muratore, Corsino si frappone tra la porta e il giocatore in maglia 7, poi lotta Chinnici che ha la peggio nel duello fisico, va giù, non c'è nulla, si continua. Chinnici momento non si riscalda nessuno, un po' su Jean adesso si è alzato però. Poi qui salva tutto Marra su Dichiara che poteva ricevere questo pallone. Avanza ancora gli T-Niners, Marra apre dalle parti di Strongoli, centrale Marra ancora Strongoli, San Martino chiude, la Fiura esterno, ancora in controtempo per Dichiara. Oggi il Palermo Futsal non c'è. Poi imbucata centrale con Corsino che aveva ciccato così come Chinnici. Marra non ci ha creduto forse quanto avrebbe dovuto. Questo però recupera con il pallone. Ancora imbucata Marra, Corsino chiude la strada, Dichiara si autolancia, sprinta Dichiara, è un 2 contro 1, 3 contro 1, Chinnici e sbaglia clamorosamente contro Morrione. Avremmo avuto la chance di rimettersi in partita, non l'ha sfruttata, era un 3 contro 1. Chinnici, bella giocata! Ancora per Corsino, che arriva a calciare col sinistro, ma non va bene. Murato adesso di tirarsi un po' sulle gambe, un po' stanchi effettivamente. Dunque, Megna sul pallone, dentro su Jean per Chinnici, che ha avuto un'occasione gigantesca, però non l'ha sfruttata come avrebbe potuto barra dovuto. Su Jean, Corsino all'alta su Dichiara che la mette giù, molto complicata però. Guadagna una rimessa laterale, zona offensiva, scambia con la Fiura, di ritorno sempre Dichiara su Jean e Dichiara ancora. Non ci sono spiragli, non ci sono buchi della difesa gialla. 1-2 con Corsino e poi su Jean e poi Dichiara. E calcio d'angolo. Su Jean. Ma per Corsino che impatta col polpaccio probabilmente. E dunque non riesce ad incidere forza come avrebbe voluto. Tanto fuori Megna, dentro Giammona. Quindi un cambio comunque offensivo per i tenesi che vorrebbero chiudere la partita, perché fuori un centrale come Megna, dentro invece un centro offensivo come Giammona. Palla in verticale di Chiara, la mette dentro sulla Fiura, c'è ancora una deviazione ed è sempre quella di Muratore. Va su Jean, palla sulla Fiura, molto difficile. Mancano 7-10. Poi palla ancora una volta gettata in avanti, un po' troppi errori in impostazione però per i T-Niners che hanno un gran bel gioco, però forse sprecano un po' troppo, credo, dal punto di vista proprio dell'inizio dell'azione. Tempo Giammona sulla Fiura, concede però una rimessa laterale, male minore. Su Jean alza per Dichiara, che prova una giocata complessa, che se gli fosse riuscita probabilmente
avremmo commentato uno dei gol più belli di questo campionato. E in forma Di Chiara, lo fa vedere, avanza Muratore che spara fortissimo sul palo lontano, fa 4-1. E adesso forse sì, la chiude gli Niners, la chiudono. Dai ragazzi, dai, oh! Un Palermo che non è mai stato troppo in partita, nonostante il pallino del gioco lo avessero più e più volte avuto. Poi sotto porta tanti errori. E adesso si gioca al quinto con La Fiura e Chinnici dentro. Dentro anche Nicchia per Sujon. E quindi La Fiura sarà il portiere di movimento. Fa il tutto per tutto mister Gentile quando mancano 6:38. 4-1 il risultato. Sul 3-1 poteva essere un po' più semplice, sul 4-1 è un po' complicato. Entra in campo anche Chinnici e dunque Chinnici dichiara Nicchia, La Fiura e Corsino. Dichiara La Fiura, Chinnici dichiara per Corsino, dentro su Nicchia, non riesce a spingere in porta, poi la pressione ancora una volta, cerca la porta in questo tentativo Muratore che prima è stato decisamente più fortunato con un gran bel gol in diagonale. La Fiura per Corsino, un po' spinto da dietro, ma si continua, dichiara, viene messo da Muratore, due si conoscono, si abbracciano pure. Entra in porta San Martino intanto. Giammona vuole il destro, l'imbucata sbagliata però Nicchia va giù, si continua, poi Chinnici palla in cassaforte sul 10, c'è lo scatto e dichiara, viene chiuso ancora una volta, si continua 1-2, insistito Marra, secondo palo e poi sbaglia contro il palo Strongoli, che credo avrebbe anche meritato questo gol per la partita che effettivamente sta facendo. Non me ne vogliono gli altri, ma credo sia il migliore in campo. Dichiara, non riesce a passare con Giammona. Dichiara, cambia campo per La Fiura che mette giù e spara alto. Errore non dalla Fiura. Oggi la palla non sta veramente girando dalle parti del Palermo, che ha fatto veramente tanti errori, troppi errori, forse errori non da Palermo Futsal, perché questi palloni La Fiura solitamente li fa. San Martino va troppo forte. Nel frattempo time out chiamato dagli 89ers, risultato di 4-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi. Un Palermo Futsal Club negativo, decisamente da dimenticare in questo pomeriggio. Decisamente meglio invece la squadra di casa che sta al momento vincendo 4-1 con merito rispetto al Palermo che ha iniziato malissimo la partita perché a freddo ha preso subito 2 gol, poi ha tenuto il pallino per tanto tempo, soprattutto la maggior parte del tempo rispetto ai Niners, ha accorciato con Corsino, ha sfiorato il 2-2 e poi però 3-1, 4-1 e un po' è andato quasi KO, diciamo quasi perché ancora chiaramente c'è tempo. Frattempo si ritorna in campo dopo questo momento di break con Strongoli e La Fiura pronto poi a fare il quinto quando ci sarà azione offensiva al posto di San Martino. Morrione, lancio lungo, spizzato di testa di Marra. Corsino per Nicchia, prova a metterla giù, ma Muratore in anticipo, poi si gira col tacco e torna dietro. Morrione, ennesimo lancio della sua partita verso Corsino che lascia scorrere. Non ci arriva nemmeno Strongoli che è tanto veloce, ma dichiara Chinnici, fermato da Marra, poi torna dietro da Muratore, sempre in anticipo, cerca anche la porta, deviazione
C'era ancora offensiva per gli 89ers. Tutta forte dentro, sul primo c'è però Di Chiara. Strongoli, punta Corsino, va sul mancino, deviazione. Ed è ancora palla per gli 89ers che continuano ad attaccare. Mancano 4:31. Adesso giocano anche forse un po' col cronometro. Giammona, Muratore! Ha fatto pure questa! Se la sono costruiti benissimo, 5-1. Manita. Forse una delle prestazioni più brutte del Palermo in questo pomeriggio. Avendole commentate tutte, praticamente possiamo anche fare un piccolo confronto e credo che sia una delle peggiori partite sicuramente della stagione. Su questo possiamo essere sicuri. Chinnici si insiste con il quinto, Di Chiara, Chinnici, La Fiura. Di Chiara, si sente tanto l'assenza di Gennaro di davanti, che chiaramente è uno dei migliori marcatori rosadero insieme alla Fiura. Di Chiara torna dietro, Chinnici, Di Chiara ancora, c'è largo Corsino, ma lui cerca la Fiora con un colpo di testa, poi nicchia un po' spinto e poi cerca la porta e la palla finisce nel palo. Insomma, stavamo commentando anche quest'altro gol, però non è entrata, ha provato un super gol. Corsino mette dentro per Nicchia, la tiene Nicchia, cerca di calciare, poi Corsino appoggia dietro da Lorenzo Chinnici, La Fiura. Chinnici, sempre La Fiura, tocco Nicchia, e qui troppo alto, la palla doveva essere data decisamente più in basso. Poi fuori Chinnici, dentro Lucchese e fuori anche Nicchia per Sugione. Morrione, colpo di testa da parte di Giammone che è molto alto ma non riesce a controllarlo. Di Chiara, Corsino, Lucchese. Avanza il 20 che è fresco, Lucchese cerca l'assist, palla che rimane lì Lucchese. Morrione in anticipo, ma si ribatte subito con Strongoli che ne è uscito praticamente mai. Sugione, Corsino, Di Chiara, c'è l'inserimento di Lucchese, poi Sugione, c'è il quinto di movimento, adesso che La Fiura. Di Chiara, Sugione, Di Chiara, Sugione, La Fiura, Lucchese, finta contro finta, torna dietro dalla Fiura. Dall'altra parte c'è Di Chiara, sempre una filastrocca quasi. Sugione, La Fiura, palla dentro, imbucata e poi non se lo fa ripetere due volte. Giammona che non inquadra la porta, dato un po' più lontano questa volta rispetto a poco fa. Sugione su Di Chiara, dopo il tocco di La Fiura. Dall'altra parte La Fiura cerca la porta, Murato, poi Sugione finta, va sul mancino, apparecchia da Di Chiara, c'è Corsino, poi riesce ad andare da La Fiura che non trova la porta, trova per una deviazione, dunque calcio d'angolo quando mancano 2 minuti. Sugione, Corsino, Di Chiara, Sugione, Corsino ancora, sempre Sugione, c'è largo La Fiora, riceve adesso il capitano Lucchese, la controlla, mette dentro, deviazione, sarà un calcio d'angolo. Sugione porta avanti, sempre capitano La Fiora, pressato. Poi Morrone chiama i compagni, vuole gli ultimi sforzi effettivamente per poter poi festeggiare questa vittoria importantissima per gli Italiani che vincono lo scontro diretto e vanno adesso a +4 sul Palermo. Fanno, credo, anche un grande risultato, un salto importantissimo. Sugione, La Fiura cerca la porta, deviazione di Megna prima e di Marra dopo. La Fiura ancora, la porta lì da Sugione, si incespica un po' sul pallone, poi Di Chiara. Sugione ancora, La Fiura, poi dentro Lucchese, la tocca, la sporca, poi La Fiura cerca la porta, tanta forza
C'è una direzione. Mancano 49 secondi adesso. Poi l'anticipo immediato di Chiara chiude la strada. E poi Lucchese cerca la Fiura, mette dentro, non arriva a calciare, poi Di Chiara va giù. Forse c'è fallo, forse no. Si continua su Jonne. La Fiura e poi l'ultimo tocco è giallo. Su Jonne, va sul mancino, se la costruisce per calciare, poi tocca dentro la Lucchese, torna dietro da Sujon, c'è Di Chiara che lo diceva adesso di prima. Corsi difende molto bene qui in movimento il Yetilanders, però lo fanno comunque bene, ma i Yetilanders lo difendono veramente benissimo. Sujon, Di Chiara, tocco da Corsino, Morrione la tocca, cerca anche la porta, ma non è preciso, mancano 5 secondi e credo che siano anche i momenti conclusivi di questa partita. I titoli di coda, 2, 1 secondo e poi va bene così, perché finisce la partita, vincono gli Yetilanders con il risultato di 5-1 contro il Palermo Futsal Club. Un brutto Palermo oggi, quello visto in questo pomeriggio gelido al campo Trinacria, un Palermo che esce sconfitto dopo una bella vittoria invece convincente in campionato contro l'Orotro San Vincenzo. Ritorna la sconfitta in trasferta, era un po' una novità per il Palermo dopo quelle 3 vittorie consecutive che avevano inanellato un periodo positivo per il Palermo, lontano dalle Tocia. Adesso invece si fatica lontano dalle mura amiche, si perde 5-1 contro invece un ottimo Yetilanders. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gelluso è tutto, alla prossima.